Tumori in aumento nella Marca, le donne le più colpite. Il tumore più frequente nel Veneto e quindi anche a nostra Russia è il tumore della mammella, che anche se colpisce quasi esclusivamente il sesso femminile, perché pochi casi si riscontra nel sesso maschile, tuttavia è il tumore numero uno, che da noi vediamo oltre 220 nuovi casi anno, mentre in diminuzione il tumore del polmone, il secondo tumore maschi più femmine, il tumore del colon retto. Numeri allarmanti che colpiscono il 3% dei residenti in provincia. Anche qui a Treviso abbiamo un incremento di prime visite, vediamo circa 1500 pazienti all'anno con nuova patologia e ne seguiamo circa 10.000 con visite di controllo, di follow up e visite che attengono alle cure. Nel solo distretto sanitario di Castelfranco e Montebelluna ben 1000 i casi di prime visite in un anno, per un totale complessivo di 8.600 controlli, vale a dire dalle 25 alle 30 terapie giornaliere, dove vengono utilizzati anche nuovi farmaci salvavita. L'invito di tutta la popolazione ad aderire alle campagne di screening e la prevenzione che ciascuno di noi può fare adottando uno stile di vita diciamo più consono, quindi riducendo tutti quei fattori di rischio. Cominciare ad aiutare i malati oncologici e le loro famiglie già dalla sala d'attesa, dove si intercetta il disagio. Qui a Treviso, a breve, nella ULSS 9, verrà allestita una sala d'attesa interattiva, dove la sosta è trasformata in attività di svago, dipingendo ad esempio e anche suonando un pianoforte bianco a mezza coda. Quindi dare al paziente all'interno della sala d'attesa dei momenti tra virgolette di svago prima che poi lo stesso entri nel giro delle cure.